Trovare dei dischi è, secondo me, è difficile, cioè comunque ci vuole tempo. Sì. Ci vuole tempo, il modo anche, e non so tu come fai se tu Ah, un momento della scelta dei dischi, della ricerca dei dischi. allora, guarda, io essenzialmente faccio così, principalmente parto da quelle che sono i generi che mi piacciono e mi interessano, prendo quelle che sono le label, le etichette che hanno Ah, ok, stampato qualcosa che mi piace o qualcosa che, diciamo così, riflette un po' la mia inclinazione o quello che sto ricercando e vedo se nel loro catalogo c'è qualcosa che mi manca, soprattutto cerco che altri artisti hanno fatto uscire sotto la loro ok, etichetta e ok. scopro spesse volte artisti che non conoscevo. Quindi questo è il primo, è il primo step. Dopodiché, per esempio, guardo i profili social di negozi di dischi, Ah, ok. da Phonica Records a Londra, Clone, Rotterdam and so on, e rimango sintonizzato su quelle che sono I tuoi le generi. uscite che fanno così, che condividono e spesso trovo qualche bella chicca. E poi, soprattutto quando trovo degli artisti che mi piacciono, utilizzo per esempio, c'è un sito che mi piace molto che è dj.de. Lì è Sì. molto bello perché, ma lì come anche per esempio su Juno, Ok, ok. puoi selezionare delle preferences dove Sì. metti i tuoi favorites e puoi continuare a ricevere news di quella label, di Ah, ok, quell'artista, e ok. quindi belli a catena. Ogni mese mi arrivano delle newsletter con tutti i titoli Ok, selezionati. ok. E poi l'altra cosa che mi piace molto, per esempio, è quando vedo un artista, un DJ o un musicista che performa dal vivo, spesso vado poi a ricercare cosa ha fatto, come ha prodotto, con chi ha collaborato. Magari a volte hanno semplicemente fatto dei remix, Ok, ok. però sono, ecco, è sempre a catena, diciamo così. E poi c'è l'universo che a volte ti fa Sì. piovere in mano delle cose Cose. senza aspettarti. Altra cosa molto bella, quando per esempio viaggio, cerco in qualsiasi città dove vado di trovare un negozio di dischi. A differenza dello scartabellare random, che a volte lo faccio ma spesso non ho il tempo di farlo, chiedo sempre al negoziante diciamo, di indicarmi qualcosa. Quindi, Qualcosa per esempio, di. arrivo e chiedo, non lo so, cerco qualcosa di soulful, oppure minimal techno con un fat bass, qualsiasi cosa, e soprattutto se ci sono produzioni locali. Ok. Produzioni locali. Per esempio, questo che mi è capitato all'occhio prima è un disco che ho preso a Firenze recentemente, l'ho preso a Sleeve Records. E sono andato lì perché mia moglie mi ha fatto una sorpresa, siamo andati a A fare un Firenze, sono giretto. andato lì e ho trovato questa versione, con un 10 pollici stampato a mano, una L'avevo chicca. vista che era stampata, sì, l'avevo notato prima che L'abbiamo c'era condiviso nello stampata. scorso episodio di Zero to 100, per esempio, e questo non l'avrei mai scoperto se non fosse stato lì, Lì. perché sono magari musicisti locali Sì, sì. che fanno una limited series di magari poche copie e le trovi lì dove vai, magari Certo, non sono certo. distribuite con una distribuzione più larga, e quindi mettendo insieme tutti i vari pezzi del puzzle, diciamo così, creano la mia palette sonora. Però ecco, Ci vuole questo tempo, vero? sì, tempo, ma soprattutto anche una cultura musicale, Ah, cioè oh, beh, quella la curiosità di sicuramente. andare a scoprire la label, capire cosa stanno esplorando, i musicisti da dove vengono, che background hanno. Certo, Per certo. esempio, uno dei musicisti e produttori che mi piace molto è ultimamente, per esempio, è Luther Vine. Luther Vine di Phonica Records, lui è A&R di Phonica AM, che è un label che fa musica after hour specializzata, sempre sotto l'ombrella di Phonica, ma lui diciamo così, una formazione, cioè, musicale proprio, Certo, certo. suona la tromba, così, però Ah, fa ok, dei bellissimi musicista. dischi. Tra l'altro un bellissimo disco che ha fatto con Suban, che è uscito una serie di dischi che ha fatto Phonica per il 20° anniversario di Phonica. Non è questo, però è uno dei dischi che sono usciti. Se ne trovate una copia, prendetelo perché è una bomba atomica. Ogni volta che lo suono c'è qualcuno che matematicamente mi ferma o viene in console e mi chiede che disco è questo, e gli do la cover, che poi il titolo non c'è sulla cover, quindi aspettano sempre che finisca di suonarlo per Per poi farla vedere. magari fare una foto Ok. alla label.
E quindi ecco, la cosa bella è anche questa, cioè conoscere questi personaggi e poi seguire nelle loro produzioni, nell'evoluzione, cioè secondo me c'è un mondo che va al di là di quello che è il pop, il chart, che a volte, perlomeno personalmente, mi appaga di più di quanto possa essere una canzone che magari posso sentire per radio. Ah, o ok, per... certo. Quindi Fate questo è una un po' ricerca l'iter, diciamo così. dettagliata, personale anche, Sì. più aperta. E infine, se ci sono programmi come per esempio questo Zero to 100, sicuramente musica che abbiamo ascoltato qui non è che la senti Ah beh no. poi così spesso. E questi sono per esempio degli ottimi momenti, degli ottimi contesti nei quali puoi attingere e così aumentare la tua cultura musicale e scoprire qualche titolo nuovo. Ah sì. Ok. Bello, bello. Nice. Very nice.